Sono 563 i comuni veneti e il sindacato pensionati della CGIL si è preso la briga di analizzare i dati di tutti, uno per uno, dall'andamento demografico a quello dei redditi, dai finanziamenti in arrivo dallo Stato alle tasse locali. E quello che emerge è che da quando c'è il federalismo fiscale, cioè dal 2009, da Roma le cifre in arrivo in Veneto si è pressoché dimezzata. Di conseguenza sono aumentate le tasse locali, l'IRPEF del 70%, IMU e Tasi del 40%, una scelta obbligata per i comuni. Non hanno fatto altro che aumentare in particolar modo l'imposizione fiscale, cioè praticamente tutto quel taglio è stato recuperato attraverso un aumento consistente della pressione fiscale a carico dei cittadini veneti. Dall'indagine emerge anche che 2 contribuenti su 5 dichiarano meno di 15.000 euro lordi l'anno. Questo vuol dire che implica un problema di redistribuzione della ricchezza nel territorio, ma questo vuol dire non solo che la fascia di povertà aumenta, ma come dire mette in crisi anche il sistema economico perché non alimenta la domanda interna di cui noi abbiamo tanto bisogno per far riprendere, come dire, la nostra economia. Intanto la popolazione veneta è sempre più anziana, gli ultra 65 anni sono aumentati dell'11%, chi ha più di 80 anni addirittura del 15%. Questo significa che deve essere la politica a proteggere le esigenze e i bisogni degli anziani. Per il sostegno a politiche di invecchiamento attivo, ma anche a ragionare sugli interventi necessari per garantire i servizi socioassistenziali, sociosanitari e assistenziali necessari. Venezia in questo quadro non si discosta dal resto del Veneto e spesso i sindaci non considerano i sindacati come interlocutore utile e fondamentale per fare in anticipo le scelte e individuare le priorità giuste per garantire un equilibrio sociale. Anche a Venezia registriamo complessivamente una difficoltà ad essere riconosciuti come rappresentanza sindacale, come rappresentanza sociale, come un soggetto importante di un confronto negoziale che deve essere preventivo rispetto alle scelte di bilancio, alle scelte economiche.